tempo che stiamo vivendo è un tempo molto particolare, un tempo dove stanno cambiando tante cose e stanno cambiando anche molto rapidamente. E questa velocità che si è innescata non è chiara ai più. E questa è la terza grande rivoluzione, quella del web. Non tanto il web in quanto tale, ma quanto il web strumento che ci consente di connettere, di stare quindi in contatto con chiunque altro sul pianeta in tempo reale. Il cambio di paradigma è enorme. Tra il 2020 e il 2030 e attendere il 2045 si stima che il pianeta verrà completamente ridisegnato lungo 4 grandi direttrici, le chiamano, driver del cambiamento: la demografia, la tecnologia, la sensibilità all'ambiente e tutto ciò che sarà l'etica, i valori e i comportamenti. Questo ci porta a una riflessione importante su un tema centrale che è quello della responsabilità, che non a caso significa l'abilità di dare risponso. Perché questo cambio di epoca ci farà delle domande, ce le sta già facendo. E quindi sfida per le nuove generazioni e per le vecchie generazioni che abitano ancora questo luogo, che è il nostro amato pianeta, sarà quello di trovare le giuste risposte. I nuovi eroi sono quelle persone che nella loro normalità, nella loro quotidianità, in ogni istante delle loro esistenze hanno chiaro l'importanza di rimettere appunto l'uomo al centro e di adoperarsi per l'interesse della collettività. Quindi un atto di nuovo eroismo non è più prendersi carico della grande impresa per tutto il popolo, bensì è prendersi carico di quella piccola parte di responsabilità che, sommata all'assunzione di responsabilità che faranno tutti gli altri, farà la differenza su una grande scala. Fai della tua vita un dono e fai di questo dono qualcosa di significativo per l'insieme.